Buongiorno Ma Renzo. professor Maggi, Ciao. come sono felice di vederla nella Porca- nostra location storica. sì, sì, ormai qua dobbiamo fare una. Sai che c'è scritto on air quando si comincia a trasmettere, che dobbiamo fare la cabina insonorizzata. Facciamo qua. Sì. Sta Allora, bene, professor Maggi? sì, bene, bene, grazie. Guardi, la vedo potremmo definirla in splendida forma. Grazie. Ah, che tu comunque hai Sorridente. recuperato, dai. Ho recuperato un chilo. No, hai recuperato che sei un po' più fluido nella Ah, camminata, perché ricordiamo che ha avuto un beh. incidente di percorso. Ho avuto un piccolo, sì. Comunque la vedo bene. Sì, grazie. Allora, votazione, Oh, elezioni regionali mamma nel mia. Veneto. Come la vedi? Hanno presentato le liste in tutte e 7 le province. Sono state presentate le liste delle compagini che si presentano alle elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale. Allora ti chiedo, ma oggi è martedì. Oggi è martedì, sì. Hanno deciso se Bui e l'altro Smuniz, come si chiama? No, Smuschi, lei quell'altro. Smuschi, sì, anche Bui. Tutti e due li hanno Bui, bannati, usando un termine da sì. social. Bui non si sa ancora, Smuschi neanche. Ah, quindi sono ancora in stand-by. Almeno stamattina lo erano ancora. Beh, Oh. sai, è sempre un problema di interpretazione, spesso mancava una carta, loro dicono l'abbiamo presentata, il tribunale dice doveva presentarla ieri, ma l'abbiamo presentata adesso. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Sì, sì. Dobbiamo Però, vivere un sacco. adesso, visto e considerato che da mia memoria storica non è mai successo che avevamo 2 consiglieri e 2 assessori in provincia di Rovigo, No, 2 assessori sì. ma non anche contemporaneamente 2 consiglieri. No, questo è, no, Quindi no, è un fatto straordinario. certo. Fatto sta che ogni volta che vado a intervistare i sindaci in questo mio tragitto, in questa mia grande avventura, dicono tutti ci è mancata la politica per darci una mano noi piccoli comuni. In questa grande attraversata del deserto No, non è deserto. politico-amministrativo. Sto no, scoprendo un sacco di brava gente. Era la battuta su Berlusconi che faceva lui, Sì. perché dal 2006, dal 96 al 2001, quando perde le elezioni politiche nel 96 e diventa presidente del Consiglio Romano Prodi, e poi lo diventa D'Alema, e l'ultimo anno Coso, mi pare, l'ultimo anno è stato Rutelli, e lui dice ho fatto la traversata nel deserto. Infatti nel 2001 stravince le elezioni. Ecco, però ti ripeto, questo giro è molto difficile che si ripeta una Impossibile. congettura così quasi impossibile. Anzi, sicuramente avremo un consigliere, ma non è proprio scontato che ne avremo 2. No, 2 ne abbiamo. 2 ci vengono per legge. Sei sicuro? Ah, certo. No, perché no, perché mi riferisco più che altro a quanto ha detto Luca De Carlo, che diceva appunto une forse con i riconteggi, che dopo un giorno mi spiegherai quando sono senza spritz, mi spiegherai. A parte che c'è il succo di frutta oggi, dico a mia moglie, se no mi sgrida. Questo è un crodino, facciamo Sì. pubblicità al coso, alla ditta. Al biondo che conquista. Al biondo che conquista. E Il biondo che conquista. C'è un consigliere, c'è un senatore Luca che... De Carlo quando ha dato la parola a un senatore che si chiama Bartolomeo, Sì. adesso diamo la parola al biondo. De Carlo è di una simpatia esuberante. È tosto però, È Montanaro. Sì, è tosto, è molto simpatico come dici tu, io fondamentalmente non lo conosco, Montanaro. però è uno che ha la carta vetrata, no? Non è proprio, non è velluto. Professor Maggi, lei è sempre un figo. Ecco, alla fine metti che avremo 2 consiglieri. No, ne abbiamo 2 per legge. Vabbè, io mi riservo. Ma no, ti riservi, Vabbè. fidati. Vabbè, La legge, è il mio guru. la legge regionale ci affida 2 consiglieri. Vabbè, 2. Uno mettiamo che andrà a Fratelli d'Italia anche per le percentuali che perlomeno. Sì, l'altro è un coso, quello lì sì è. L'altro è veramente. Fino a ieri sembrava scontato fosse
un consigliere della Lega. L'altro è un flipper. Ma potrebbe, adesso, visto che si presenta anche Unione di Centro, Noi Moderati, Rizzo, ma Rizzo anche da noi comunque c'è qualcuno, no? Quindi potrebbe essere che anche qualcuno di questi potrebbe essere da noi, è impossibile. Ce lo dico sicuramente o PD o Lega, oltre a Fratelli d'Italia. No, chiedo scusa. Il meccanismo è sì pazzo, ma non completamente, però c'è una alta aleatorietà su sul secondo consigliere, che risulta dopo la fine del conteggio di tutte e 6 le province, perché non è don't, è don't con le modifiche normative che hanno fatto, per cui è un po' don't, un po' proporzionale, un po' maggioritario, è un casino. Ecco, io lo dico a chi ci ascolta, come è 4 o 5 volte che me lo spiega e non ho ancora capito, sappiate che io, reputandomi uomo medio, se non l'ho capito anche voi, siamo in, siamo in compagnia. Consiglio gli elettori a rinunciare a capire il quindi, meccanismo matematico aritmetico di come vengono fuori, perché bisognerebbe mettersi lì e stare un'ora a conteggiare. Lasciamo stare, fidiamoci dei risultati. ecco, però, Sì, e chiudiamo un po' il cerchio di questa nostra sì. chiacchierata sulle elezioni. Fratelli d'Italia diviso, Lega divisa, frazionamento di tutti questi partitini. Allora, Why? Perché? beh, credo questo che le elezioni servono a fotografare l'elettorato dopo 5 anni di gestione. Dopo 5 anni di monocolore leghista, che la Regione Veneto non si ricorda mai abbastanza. La Regione Veneto ha avuto il governo della Lega in Consiglio regionale e in Giunta monocolore, erano solo leghisti, solo leghisti. Quindi se avete delle lamentazioni da fare, sappiate a chi rivolgervi, solo leghisti. Però Fratelli d'Italia diventa sempre di più come la DC. Anche lì ci sono le correnti. Mamma mia. Come mai? Però, perché è un partito grande. Fratelli d'Italia è un agglomerato ha preso tanto da molti dei partiti, anche parte del centrodestra. Quindi sfiorerà, almeno nei sondaggi, oltre fra il 25 e il 30, quindi è una cifra altissima. E quindi la competizione interna professor Maggi, è naturale. Tra l'altro, Chi è in quel partito e corre per risultare eletto, quindi starà in maggioranza, quindi ruoli di assessore, di consiglieri importanti, il presidente di commissione, quindi stiamo parlando proprio del gotha della politica amministrativa della regione. Un partito grosso è chiaro che ha competizione, e dove si definisce la competizione, le preferenze. Chi arriva primo ha diritto rispetto a agli Rovigo altri. ci sono due grossi personaggi. A Rovigo se la dividono come 50-50, oppure secondo te, senza far nomi, c'è qualcuno che potrebbe prevalere sull'altro? 3. Sono in 3 che combattono. Io pensavo ai 2 uomini che sicuramente un po' se la giocano tra di loro. In che senso? Perdonami, mi sfuggono. No, nel senso che uno porterà via voti all'altro. Beh sì, certo. E quindi secondo te chi prevarrà? Senza far nomi, prevarrà qualcuno o è proprio... È proprio una partita aperta. Sì, non c'è che uno abbia il 10% in più. Mi creda, è proprio una partita aperta. È una partita aperta, però Fratelli d'Italia sarà prevalente nei confronti della Lega. No, parlavo appunto di Fratelli d'Italia in questo momento. Fratelli d'Italia ha al proprio interno 2 combattimenti molto... sì, proprio in casa. Molto fraterni. D'altronde le preferenze servono a definire la gerarchia, altrimenti vale per il sistema maggioritario che vigeva nelle politiche precedenti. È solo l'ordine con il quale ti mettono in lista che definisce se arrivi primo, secondo, terzo, quarto. Non è proprio il massimo.
vuol dire che viene scelta prima, quindi Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. cari, quindi mi raccomando, Andate a votare. andate a votare, andate a votare, andate a votare. Secondo scienza e Scegliete coscienza. scegliete chi volete, ma andate a votare. Alla vostra.